Il Veneto è in ginocchio e la situazione è peggiore rispetto al 2010. Così oggi Luca Zaia, che ai giornalisti ha annunciato l'invio di una lettera al premier Letta per chiedere il risarcimento danni. 500 milioni di euro è la somma che è costata l'alluvione nel 2010 e altrettanto sarà necessario per risollevare l'economia della regione in questi giorni, secondo le prime stime. Ad essere colpito questa volta è stato soprattutto il territorio, meno le case e le fabbriche, anche se molti magazzini sono stati allagati e ci sono ancora sfollati, 300 a Bovolenta e qualche decina a Chioggia. Rispetto a 3 anni fa comunque poco è cambiato, la vita economica e sociale è stata comunque danneggiata o fermata. La viabilità è tuttora interrotta in più punti, come ad Asolo, dove non possono salire i camion a causa del crollo della strada Ca' Foresta e il territorio sta franando come sulle colline della Marca. Gli effetti più drammatici sono stati registrati però in montagna. Sulla Marmolada è crollato un impianto di sci e anche alcuni tetti. L'esercito e la rete di volontari continua a turnarsi per sgombrare i tetti e le strade dalla neve. Questi i danni dell'immediato, ma è piovuto di più e più a lungo e la protezione civile trema all'idea dei danni che saranno contati dopo il deflusso dell'acqua e della neve. Nel veneziano è la rete idrica secondaria ad aver registrato danni maggiori. Una volta tornati alla luce saranno molti gli argini da riparare e dove c'è la neve sotto potrebbero essersi formate buche e dissesti. E infine c'è l'incubo dell'alluvione che incombe. A Sappada sono caduti 3 metri di neve. Se si scioglieranno, date le temperature autunnali, sprigioneranno una portata d'acqua tale da far esondare il Piave. E a tutto questo si aggiunge che non è finita. Le previsioni indicano ancora pioggia venerdì e a questo punto si spera neve in montagna perché un altro nubifragio distruggerebbe la pianura.